La Castrome Favara si presenta ai suoi tifosi, agli sportivi, unica squadra di Serie D dell'Agrigentino. Nella sala stampa intitolata al collega giornalista Salvatore Doro è stato presentato ufficialmente il nuovo direttore sportivo Totò Catania, già presidente della Gattopardo e di esse dell'Acragas in Lega Pro. Assieme al nuovo direttore anche il riconfermato allenatore mister Pietro Infantino. Presenti all'incontro, coordinati dal responsabile della comunicazione Giuseppe Piscopo, i presidenti Rino Castronovo e Totò Marrone e il direttore generale Giuseppe Cusumano, unitamente a buona parte dello staff. Nel corso della conferenza stampa si è parlato dei programmi stagionali con un unico obiettivo: una stagione tranquilla senza dover aspettare l'ultima giornata per staccare il biglietto della permanenza in Serie D. Abbiamo realizzato le interviste che vi proponiamo. Sì, stiamo iniziando una nuova stagione, già siamo pronti, abbiamo fatto l'assetto societario, abbiamo confermato il mister Infantino, abbiamo preso il direttore sportivo Totò Catania, una persona esperta di calcio, non lo devo presentare io, già è conosciuto nell'ambito calcistico. Stiamo iniziando, la società è sana, mi ha dato piena fiducia di andare avanti, siamo l'unica squadra in provincia di Agrigento. Questo ci dà tanta soddisfazione, cercheremo di fare un bel campionato. Quello che voglio chiedere ai tifosi e a tutta la gente è di venire allo stadio, di cercare di passare una domenica tutti insieme, di portare bambini, donne e fare la domenica di portarle tutto allo stadio e essere una giornata di festa. Sì, intanto con l'occasione voglio ringraziare Attino Longo per questo 4 anni che siamo stati assieme, questa crescita che ha portato lui e per motivi personali, come voi ben sapete, poi lui ha deciso di non fare più parte di noi. E abbiamo fatto questa scelta di Totò Catania, che subito ha accettato, chiaramente non ha bisogno di presentazione da parte mia. Che Castrome Favara sarà? Sarà una intanto. Ritengo che già abbiamo più di un anno di esperienza, quindi non siamo più una matricola, abbiamo una responsabilità in più in quanto rappresentiamo una squadra in provincia di Agrigento nella quarta serie del campionato massimo a livello nazionale. Sarà una squadra di cui ci divertiremo sicuramente e faremo di tutto in maniera tale che la salvezza arriverà prima possibile. Ma sicuramente si è partito da alcune riconferme dei giocatori dell'anno scorso, si è partito dalla riconferma più importante che è quella di mister Infantino, un allenatore alla quale non solo mi lega una grande amicizia ma c'è una grande stima professionale, abbiamo già lavorato assieme, so il valore del tecnico e quindi quando la società mi ha chiesto che mi ha comunicato che voleva la riconferma di mister Infantino, io hanno sfondato una porta aperta, quindi ci siamo messi da subito a lavorare a testa bassa. Da quel momento non ho più lesionato un minuto del mio tempo per lavorare a questo progetto. Spero di arrivare a dare al mister Infantino prima del ritiro del precampionato almeno un buon 80% della rosa a disposizione. Qualcuno dei vecchi giocatori è stato riconfermato. Sì, l'abbiamo già comunicato tramite i canali social della società e ufficiali, con altri non abbiamo trovato la quadra, su qualche altro c'è stata invece una scelta tecnica, quindi però da già i riconfermati che abbiamo ufficializzato si lavorerà per allestire tutto il rimanente organico. Ma sicuramente sì, io ringrazio la società e il direttore per questa riconferma, ringrazio tutti i tifosi che mi hanno in questo periodo mandato messaggi di stima, che poi va al di là del ruolo che ricopro, va a rimarcare i valori umani, i comportamenti, la serietà, l'amore verso questa e il rispetto verso questi colori, e questo per me vale più di tante partite vinte. Credo che adesso rappresentiamo la nostra provincia
dobbiamo migliorare la situazione dell'anno scorso, faremo di tutto per onorare, come abbiamo fatto l'anno scorso, questa maglia. Abbiamo la responsabilità di non essere più la matricola, ma di riconfermarci in questa categoria, e lo faremo come piace a noi, con grande grinta, con grande voglia di essere protagonisti in campo, di essere propositivi, di essere ottimisti, di essere positivi, e io credo che prenderemo giocatori che avranno questi valori, avranno queste capacità di essere aggressivi, ottimisti, ambiziosi e avere grande entusiasmo di sposare questa causa. Avete già iniziato il rapporto, chiamiamolo lavorativo, ma sicuramente di collaborazione con il nuovo direttore Catania? No, ma io ringrazio le parole che ha speso nei miei confronti, credo che c'è una stima che va al di là del calcio, una conoscenza degli uomini, può fare solamente bene questa conoscenza. Abbiamo iniziato questo discorso anche lavorativo, abbiamo le stesse idee, vogliamo giocatori che hanno gli stessi valori nostri, e faremo quelle scelte che la gente sarà orgogliosa delle persone che porteremo a favare.